destination unknown, known, 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 known. Ciao a tutti federali, eccoci finalmente qua dopo 3 settimane di fermo estivo, dai, ci volevano, vi chiedo scusa se non ho caricato più video, però avevo bisogno di ferie sia dal lavorare che anche un pochettino dal canale, dai, perché lo faccio con passione, però non sempre riesci a fare quello che vorresti, quindi delle volte può diventare un pelino pesante, dai, pelino e basta. Per cui direi che riapro i battenti caricando un bel capitolo di Shogun 2 Fall of the Samurai, la campagna, quella interattiva. Ho fatto il sondaggio prima di andare in ferie, non l'avete votato in tanti, ma comprensibile comunque perché bene o male c'erano le ferie di mezzo, agosto, l'estate è un po' una brutta bestia per YouTube, diciamo, perché comunque giustamente la gente preferisce andare al mare che rimanere chiusi in casa davanti al computer, per cui vabbè. Voi avete scelto, cioè mi avete consigliato, come comunque anch'io volevo fare, di andare contro quel clan che era sopra, che era nell'isola, l'ultimo rimasto del Pro Shogunato, e così farò. Per cui adesso noi eravamo rimasti che praticamente avevo tutti i confini parati ed ero in buoni rapporti con tutti, e non mi restava altro che andare sopra appunto quell'isola lì. Per cui procediamo con la campagna. Allora, eccoci qua Pedroli, vediamo un pochettino. L'ultima città che abbiamo preso, prima della pausa, è stata questa. Allora, buoni soldoni qui il Pro Shogun è al 100%, quindi prima che arrivi dalla parte dell'imperatore se ne vorrà parecchio. Per cui infatti adesso c'è una felicità pari a 1 nell'ordine pubblico, adesso ovviamente c'ha il castello danneggiato, quindi poi dopo avrò il più 7 del castello, però per questo turno bisogna che lasci le truppe all'interno di questa città. Allora, adesso mi stavo avvicinando col mio Ishinishi, che praticamente ha il compito di- facendo da cicerone, convince diciamo la popolazione più velocemente ad andare dalla parte dell'imperatore. Poi vediamo un po' dove eravamo rimasti. Allora, praticamente io nell'ultimo sondaggio, che essendo stato fatto ad agosto non ha riscosso molto successo, però vabbè, me lo immaginavo, Pederoli. Come volevo fare anch'io, voi mi avete dato ragione, voglio andare a far dichiarare guerra a questo clan chiamato Marugame. Andiamo a vedere un attimo la situazione. Allora, la mia innanzitutto è che sono ben voluto da tutti i miei confinanti, tranne loro, quindi si prospetta una facile guerra. I Marugame hanno una potenza moderata, mentre io ho una potenza forte, cosa che mi avvantaggia parecchio, quindi sono abbastanza tranquillo. Con i Satsuma, che sono quelli che hanno praticamente preso il controllo di tutta l'isola, vado da Dio, 186 come punteggio di relazione. Con i Saga, che ci sono anche lì nell'isolotto, vado bene, non ho problemi, e con gli altri anche. L'unico problema è che adesso quelli che mi circondano sono tutti con l'imperatore. Vabbè, adesso intanto andiamo contro i Marugame, poi dopo vedremo. Allora, cosa faccio qua? Faccio i danni. Allora, praticamente io mi stavo avvicinando con questi cannoni qua, che li sto portando qui, adesso me li metto qua in questa città qui, che è la più vicina diciamo all'isolotto. Io dispongo di questo esercitino qua, di questa flotta qua, dove abbiamo una corvetta di legno abbastanza buona come nave, non sono ancora al top però non lamentiamoci, una Kasuga discreta, due corvettine di legno del cazzo e una cannoniera ancora più del cazzo. Vabbè, non sono messo benissimo. Vediamo un pochettino cosa posso reclutare. Da tutte le parti la stessa cosa. Allora andiamo in questo porto, che vediamo di sistemare questa nave qua, che è un po' danneggiata, Piederoli. Allora, sistemarla mi costa 74, sono molti, bisognerà che faccia attenzione. Mettiamo a posto anche questa cannoniera, portiamola tutte al top, tanto costano poco. Allora
Qui praticamente ho un'unità per mantenere l'ordine, si vede, infatti siamo a 0 come ordine pubblico. E qui c'ho invece il mio madonna mia, il mio secondo generale, che tengo qua per rifarmi praticamente un esercitino nella terraferma, nell'isola, nella parte principale, in modo tale che se succede qualche pippa a Piederoli almeno sono coperto. Allora, vediamo di reclutare qualcosa. Qui non posso reclutare niente, qua mi recluto questi fucilieri che sono abbastanza potenti, i Kietai, e poi mi recluto una cavalleria con sciabola, che potrebbe essere utile. Anzi, faccio solo fucilieri, perché così mi tengo un po' di denaro per farmi delle costruzioni nel prossimo turno, perché adesso non posso costruire praticamente niente, sono un po' messo male. Vediamo un pochettino con la ricerca come andiamo. Però qua sono già qui con lo sviluppo. Buono. Cioè tra poco sblocco anche questo ramo qua. E cosa stavo ricercando? Questa ricerca qui. Vediamo un pochettino cosa posso fare. Meno 20% al costo delle azioni degli shinobi. Più 10% le probabilità di successo delle azioni degli shinobi. Potenziamo un pochettino gli shinobi, dai. Vai. Ci vogliono 9 turni. 2 balle. Allora, quindi lo shinobi me lo porto via con me. Quindi vieni giù qua. Qui dentro ho già un Kishinishi. Qui siamo proprio già 100% pro imperatore. Quindi questo Kishinishi me lo porto qua su a radunare la popolazione. Bravino. Questo specie di Mezuka è futuristico confronto all'altro shogun. Niente, direi che per questo turno abbiamo fatto tutto. Qui non posso spostare la truppetta, qua c'ho solo i cannoni, qui c'è un'altra unità, aspetta un attimo. Ah, un altro Shishinichi, che tra l'altro è anche abbastanza salito di livello. Più 1 lo zelo nella conversione delle province, più 1 sotterfugio negli assassini. Questo lo faccio un po' più assassini. Vediamo un po', più 1 nello zelo negli assassini, più 10 le probabilità di fuga dagli agenti nemici, mentre questo invece è più 1 allo zelo quando si incitano delle rivolte. Vabbè, intanto gli do un punto qua. Questo più 1 nello zelo nell'infervorare, non mi serve. Adesso gli altri punti me li tengo, Piederoli. Sei di livello 4, questo è un buon agente. E infatti vieni qua, anche te. Se no me lo porto dietro, così uccido qualche unità nemica. Bene, direi che possiamo passare il turno, Piederoli. Ho fatto tutto, andiamo. Oh, siamo in estate. Più 5% alla velocità di reintegro delle unità. Buono. Non mi serve molto perché tanto sono già... Ah, l'ho già fatto questo, perché tanto sono già gli eserciti pieni. Allora... E intanto ti avvicino qui alla flotta. È un po' più velocino che ti scende un'ernia. Raduna la popolazione. Ah, c'ho già 3 agenti. Ma togliamo lei che tanto non serve un cazzo qua dentro. E mettiamoci... Quanti Shishinichi io ho messo? Ah, c'è anche il ninja. E ti metto qui a prendere dell'esperienza. Così come anche l'altro ninja. Io faccio molti agenti Piederoli perché sono fondamentali secondo me nelle campagne. Ti danno comunque una capacità tattica e strategica proprio sulla mappa della campagna che non avete un'idea. Allora, pro imperatore è entrato, va su di 4.5. Buono. Qui abbiamo più 11, l'esercito mi porta via 14. Allora, ci lascio giusto... mi prendo via 1. Aspetta. Ah, però c'ho anche il personaggio, quindi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Allora mi prendo solo un cannoncino. Comunque sto spingendo il pulsante sbagliato. Mi prendo. Proviamo così. 1, ok. Posso prendermene anche un altro? No. Intanto questi li unisco a questa unità qua. Solo che c'ho molti lancieri, cacchio. Devo
farmi più fucilieri, più fucilati. Ok, vediamo le costruzioni che posso tirare su. Guarda il porto. Allora, posso fare il veterano straniero. Sinceramente alcune cose Piederoli non lo so neanche io. Allora, più da 100 la ricchezza. Portata delle difese, maggiore. Livello delle difese marine maggiore. Ma questo invece cos'è? Il porto militare. Questo allora, il porto militare lo devo sbloccare. Per sbloccarlo ancora penso che ci voglia. Torri per moschetti, per moschetti. Vabbè, tanto adesso potenziamo i ninja che mi serve sabotare degli eserciti. Sai come ti ho fatto il sabotatore, vero? Campo visivo. Sabotaggio degli eserciti, perfetto. Allora vado un pochino più con calma per Doroli, perché così almeno vi spiego bene tutte le mie scelte. Allora, porto via un altro fucile che è meglio. Te ti piazzo qua. Ok. Qui questo fucilazzolo me lo metto qua. E qui intanto mettiamo sulla gente, tanto non mi serve adesso. Reclutiamo un'altra navetta, questa qua è abbastanza buona, 3460, mi può servire, e direi che anche per sto turno siamo a posto. Se no vieni qua te, ok. Ti metto anche te nella nave già. Te pure, vieni già qui nella nave. Ci metterai 15 turni ad arrivare, ma lo stesso. Perfetto. A posto Piederoli, passiamo. Vediamo un pochettino. Ah, qui non ho guardato famiglia e consiglio. Allora, ne ho più di uno di generali. Te ti posso dare un altro incarico. Allora, tu sei l'incarico del cappellino. Meno 4% i costi di costruzione in tutte le province. E tu ti do questo. Più 1 per turno alla crescita della città in tutte le province. Ok. Così aumenta anche la sua lealtà, l'altro leale è il giusto, l'onore è il giusto, perfetto. Allora, niente, passiamo il turno Piederoli. Scontento in crescita. Scontento in crescita, Busen. Perché? La modernizzazione. Allora, reclutiamo una truppetta del cacchio qua. Poi dov'è l'altro scontento? Qua. Reclutiamo un'altra truppetta, un fuciliere del cavolo. Ok. Poi questa unità la mettiamo qua. Donna se sei lento. Ok, tu vieni qua nella nave anche tu, per 2 turni ci arrivi, tu il turno prossimo. Ho 1565 per aver reclutato 2 truppe. Vabbè. Niente, mi tengo un po' di soldi questo turno, tanto non serve. Adesso spreco un po' di turni, ma mi devo un attimo assestare. Vediamo un pochettino, i Marugame sono in guerra con i Saga. Ok. Allora, anche questo turno non posso fare tanto. Ho dovuto reclutare 2 unità perché per lo scontento. Vediamo come sono in confronto agli altri. Ho 6 province, i Satsuma ne hanno 6, quindi sono abbastanza messo bene. È il mio vicino più forte, diciamo, quindi al numero di province vado bene. Vediamo la crescita. Crescita prossima stagione, meno 18, benissimo. Allora, funzioni agenti uguale a 1, malcontento uguale a 25, madonna mia. C'è un minimo di malcontento, ti riduce la crescita di parecchio. Fanculo. Va bene Piederoli, andiamo avanti. E ancora per un turno e poi dopo finiamo questa ricerca. Questo cosa fa?
più 5 alla precisione delle navi, meno 10 ai costi di costruzione dei porti. Mi sa che prima di fare il ninja dopo faccio questa, che è meglio, perché qua il settore navale è molto importante, molto più dell'altra campagna. Passiamo. Ok, ho finito una tecnologia, benissimo. Il caso Icarus. Più 5 allora, soddisfatti dal modo in cui abbiamo gestito il caso Icarus, le autorità occidentali hanno accettato di migliorare le concessioni commerciali nel corso dei prossimi mesi. Per cui ho per 12 turni più 5% alla crescita generata dai porti commerciali e distretti stranieri in tutte le province, più 25 agli introiti derivanti dal commercio. Molto buono. Optimus, allora, finiamo di caricare la gente, te vai dentro. Prima vai qua. Più 13, più 15, quindi devo lasciarne 2 di unità. Ce ne devo togliere, quanti ne ho? Allora, 3, 6, 9, 12, 15. Quindi lascio 2 lancieri del ciuppolo. E qui abbiamo 0, perfetto. Vediamo adesso se si è ristabilizzato. Allora, più 5, più 1, più 4, più 4. La crescita sto parlando, Piederoli, più 1, più 3. Dai, non sta andando male. Con 6 province così non va male. Ok, andiamo a provare di conquistare l'isolotto. Poi tu abbiamo più 1, qui stai andando su a scoreggia proprio, 19. Già per 100 in 2 turni, molto buono. Bel cannone Pirlot qua, vai, prima che arrivi te faccio in tempo a conquistarla 5 volte la regione, quindi mi servirà nelle prossime conquiste. Ok, abbiamo abbastanza dindini. Queste città che sono in zona franca per adesso, cerchiamo un pochettino di svilupparle, perché te più 1 mi fai abbastanza ridere. Più 900 la ricchezza derivante dalle fattorie, più 1 per turno la crescita della città derivante dagli edifici. Perfetto. 4 turni. Vado su un po' di economia, perché di esercito per avere 6 province penso di averne a basta, Piederoli, poi ditemi voi. Ok, qui ho finito questa ricerca, adesso stiamo facendo quella delle navi. Buono. Benissimo, passiamo al turno. Allora Piederoli, vi darò alcune dritte per muovermi meglio all'interno del mio canale. Io vi consiglio di vederla frequentemente la home, perché praticamente viene sempre aggiornata. Qui troverete il mio contatto Facebook, che praticamente non è altro che la pagina relativa a Piedina Game Channel, dove vedrete i video anche all'interno di Facebook e comunque tutte le cavolate che metto, le cose su di me. Comunque un po' più, diciamo, a livello personale. Non aspettatevi chissà cosa, però comunque è un altro modo di seguirmi. Contatto Steam che che vi porta direttamente al mio profilo in modo tale da aggiungermi come amico. Contatto Skype ancora non c'è niente perché non so come linkare il mio contatto. Se qualcuno lo sa, se mi può mandare cortesemente un messaggio privato, gliene sarei grato. La mappa canale, che ormai molti dovrebbero conoscere già, comunque è abbastanza intuitivo, viene spiegato tutto e dovrebbe essere di facile utilizzo. Se poi avete dei problemi scrivetemelo in privato. Poi abbiamo invece qua il link che va alla zona dei commenti direttamente dalla home senza dover ricercare, perché adesso sono un po' imboscati. Tutte le mie playlist che adesso verranno tolte, le playlist dalla mia home. Con questo link andrete direttamente alle playlist se non vi piace utilizzare la mappa canale. E direi che per quanto riguarda la home è tutto. Se vi piaccio come youtuber, se volete aiutarmi a crescere, condividete nei vari social network i miei video e fatemi insomma un pochettino di pubblicità, sempre se mi ritenete valido. Per adesso vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Ciao a tutti Piederoli!